L'evento di oggi parte proprio da Villa Pisani, una villa reale della nostra Riviera del Brenta, museo nazionale conosciuto a livello internazionale, che serve a valorizzare proprio tutto questo percorso. Ovvio che anche a livello nazionale deve esserci un impegno per valorizzare questo territorio, ricordo dove i patrizi veneziani venivano a fare le loro vacanze, per cui è un luogo che può dare esperienze legate al cibo, esperienze legate alle visite da vedere, esperienze legate anche al naviglio, al meraviglioso naviglio che può essere percorso, sia in via barca con la possibilità di vedere tutto l'affaccio, ma anche in bicicletta oppure a piedi. Pertanto un qualcosa che possiamo fare di davvero importante a livello nazionale per valorizzare questo circuito che è molto conosciuto per le sue bellezze, ma che può dare ancora molto di più ai nostri turisti.